sicuramente Scusi, però voglio dire, non sono cose che voi immaginavate, quindi magari, non lo so, con... no, come ripeto, il comune di Chiarano è un Guarda, scusa, comune. non ero pronto, scusa. Il comune di Chiarano è un comune molto tranquillo da questo punto di vista, dal punto di vista ovviamente della criminalità, ma anche di tutti gli effetti collaterali che può portare, quindi non abbiamo problemi di spaccio di droga fondamentalmente o comunque di violenze in casa o di furti efferati, anzi l'ultimo furto abbastanza sensibile è successo qualche anno fa, quindi da quel punto di vista ci troviamo anche male perché quest'anno noi abbiamo presentato la richiesta per il finanziamento della videosorveglianza e quindi abbiamo anche, avendo un tasso di criminalità basso, ovviamente il punteggio è comunque basso, quindi si gioca anche su quello, poi averlo no, noi speriamo di portarlo a casa, ma comunque l'impianto lo installeremo comunque, poi si arriva tanto di meglio. Fulmina a ciel sereno questo fatto. Assolutamente è un fulmine a ciel sereno proprio perché il paese è molto tranquillo, la comunità è un paese, una comunità piccola sia di Fossata che di Chiarano e tutti quanti si conoscono, anzi poi tutti sono ben integrati nel nostro tessuto. Ma sindaco, vi siete fatti un'idea di in che ambiente può essere maturato e qual è la ragione di questo fatto, che Un'idea, insomma è preoccupante? sì, un'idea è personale perché ovviamente le indagini sono appena iniziate, come la famiglia è ben inserita nel nostro tessuto, non ha mai dato problemi, quindi sicuramente è qualcosa che non va, posso pensare che non si tratti di cose interne familiari, qualcosa di più ampio, però ovviamente adesso è difficile dire il perché o per come, questo sarà compito degli inquirenti scoprire il motivo, che sicuramente a breve, in poco tempo, riusciranno a raggiungere l'obiettivo. Che comunque è un'aggressione mirata. Da come l'abbiamo percepita, sì, non è stato sicuramente un problema di mancata precedenza o uno screzio che può succedere nella strada, come qualche volta abbiamo già letto anche nei giornali. Sicuramente era stato ben programmato e studiato. Grazie, sindaco. Posso avere il suo nome e cognome? Stefano De Pieri.